Sì, bisogna fermare questa lunga scia di sangue, ormai è una strage silenziosa, ogni giorno assistiamo a perdite di vite umane, noi continuiamo a chiedere una grande strategia nazionale complessiva che contrasta questo fenomeno degli infortuni, delle malattie professionali, dei tanti morti negli ambienti lavorativi. Bisogna rafforzare l'attività sanzionatoria e repressiva, più verifiche, controlli, ispezioni, bisogna assumere ispettori e tecnici della prevenzione, bisogna incrociare le banche dati tra enti e amministrazioni preposte ai controlli, la dimensione nazionale deve interagire con la dimensione regionale e territoriale. Tutto questo non basta se non saldiamo questa progettualità con un grande piano nazionale sulla prevenzione, sulla formazione e sull'informazione, operazione che dobbiamo fare negli ambienti lavorativi e di pari passo nelle scuole per cominciare a parlare già ai ragazzi del valore e del significato che ha la salute e la sicurezza negli ambienti lavorativi. Le aziende devono investire di più, molte aziende continuano a considerare un costo e non un grande investimento quello della salute e della sicurezza, sbagliando, perché le imprese che investono sulla sicurezza sono imprese più produttive, più innovative, più competitive, perché investono sulla qualità, la stabilità del lavoro e il valore della persona. Qualunque processo di autonomia non può che rafforzare, migliorare l'unità e la coesione nazionale. Ecco perché pensiamo che prima di ipotizzare conferimenti di nuove deleghe e competenze alle regioni vanno definiti e finanziati i livelli essenziali delle prestazioni, va costruito un fondo di perequazione fiscale e finanziaria a livello nazionale per sostenere le regioni in difficoltà, va superato il concetto della spesa storica a vantaggio dei fabbisogni standard e poi chiediamo al Governo, al Parlamento che nelle fasi di attuazione di questa riforma sia assicurata una forte partecipazione anche con le parti sociali. Sì, noi apriamo questa nuova sede che mettiamo a disposizione della comunità locali e del territorio, è una sede accogliente, ospitale, dotata di servizi innovativi. Ci saranno tanti colleghi che lavoreranno quotidianamente per offrire servizi e per dare risposte ai bisogni delle persone. È un profilo sindacale, quello della CISL, attestato sulla prossimità, sulla sussidiarietà, sulla solidarietà e mai come in questo momento nel territorio a livello nazionale i corpi intermedi hanno un ruolo centrale importante, soprattutto in questa fase di transizione tecnologica, ambientale, energetica e industriale a cui dobbiamo collegare una grande transizione sociale. Abbiamo dato prova del valore che hanno le parti sociali perché durante la pandemia se il Paese non si è fermato è grazie alla straordinaria responsabilità che abbiamo dedicato. La CISL non ha mai avuto sulle riforme istituzionali e costituzionali elementi di pregiudizio ideologico. Noi pensiamo che qualunque processo di riforma deve unire il Paese, deve rafforzare la sua coesione, deve offrire stabilità e deve garantire diritti sociali e civili ad ogni latitudine della comunità nazionale. Un bambino che nasce in un quartiere di Reggio Calabria deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bambino che nasce in un quartiere di Treviso. Mi riferisco alla sanità, ai trasporti, alla scuola, alla formazione, al mercato del lavoro. Questo per noi è importante e centrale, unire il Paese e non continuare a mantenerlo diviso.